Bentornati, oggi ci troviamo presso il sito chiamato Bruncu Madugui. Siamo sulla Gela di Gesturi, esattamente sul ciglio in basalto che dà sulla pianura sottostante. Il protonurario si presenta con una forma reniforme, attraversato da un corridoio con due ingressi. Sono state fatte delle analisi su delle ceramiche che hanno portato la datazione del sito, la frequentazione del sito al 1500 circa, quindi stiamo entrando nel periodo nuragico vero e proprio. Il protonurario presenta due ingressi, un ingresso architravato. Presenta subito al suo interno una scala che porta al piano superiore. Sulla destra di questa scala troviamo una nicchia, sicuramente usata da chi doveva difendere il nuraghe, e quindi anche eventualmente se ci vivevano, e ci vivevano perché sono stati ritrovati diversi utensili e anche ceramiche di uso quotidiano. Doveva difendere la famiglia che dimorava sulla sommità del protonuraghe in una platea all'interno di due camere circolari aventi entrambe grosso modo 6 metri di diametro. Ci troviamo sul terrazzo del protonuraghe. Tutto ci appare molto più delineato da quassù. Tra le varie cose che possiamo notare è questa forte inclinazione delle pareti quasi a strapiombo. Diciamo che il nuraghe in origine era abbastanza alto, circa 6 metri. Ancora conserva 27 metri di lunghezza e 16 di larghezza. Grazie a queste costruzioni i nuragici svilupparono la capacità di costruire le scale all'interno delle mura. La nostra visita si conclude qui. Un ringraziamento particolare va al nostro Sardus Babbai, il nostro Giovanni Liliu, il professor Giovanni Liliu. Un grazie per aver portato alla luce questo splendido sito a Sibiri.